Il toco, creatura mitologica che rappresenta una deità sicula essendo perfetta, dal fisico asciutto e sempre alla moda. Tale individuo frequenta solo ambienti dove ci sono tutti, basta che siano in lissa e dove i buttafuori, al suo apparire, si spostano come le acque del Mar Rosso, per farlo passare davanti 1 migliaio di attonite persone che erano in fila da ore. Ha uno stuolo di donne e uomini al suo seguito, tale da apparire agli esseri comuni come un pastore con il suo gregge. Ha il potere factotum del polipo, poiché contemporaneamente parla al cellulare, fa public relation mentre beve un drink, danza e flirta con la buona di turno. La sua compagna di vita è una, nessuno e 100.000, perché lui è il toco, il dio amatore che ama tutte le buone, e non può deludere nessuno. Non si sa che lavoro realmente faccia, nonostante si presenti come avvocato, architetto, imprenditore, eccetera, perché non si spiega come abbia il tempo di frequentare tutti i grandi eventi siculi anche fino a tarda notte, per poi svegliarsi l'indomani mattina e affrontare tranquillamente una giornata lavorativa per buscarsi, guadagnare il pane. Ma lui è un dio e ha il dono dell'ubiquità, oppure è un figlio di papà e fintanto che il papà campa,